Ciao a tutti, mi chiamo Cristina ed ho una malattia genetica rara. Sono ancora qui a fare un video in cui ve ne parlo perché in tutti questi anni che sono su YouTube ho caricato diversi video in cui parlo delle mie operazioni, di questa malattia, di quello che causa, però mi rendo conto che sono troppi video e magari c'era bisogno di fare un riassunto, un video unico in cui sintetizzo, se ci riesco, tutte le caratteristiche nel mio caso di questa malattia, perché è una malattia molto particolare e che ha delle caratteristiche comuni in ogni bambino, però anche molto diverse. Io in questo video vorrei parlare della mia vita e di come la malattia e le cose che ho vissuto hanno influito sulla persona che sono diventata oggi. Spero che questo video sia d'aiuto ai dottori che mi hanno scritto riguardo per avere informazioni su questa malattia. Bene, io direi di iniziare. Spero per supportare il canale, se volete supportarmi, che guarderete il video fino alla fine. Lo so che due palle, però insomma, se volete aiutarmi, questo è un metodo, uno dei più semplici. Allora, mi sono scritta agli appunti e la cosa fa ridere perché me li sono scritti dietro la documentazione medica che ho fatto delle fotocopie in più. Allora, ho scritto sindrome di Noonan. Partiamo da quando mia mamma era incinta. Mi raccontava che era andata a Milano per delle visite quando mi aveva in grembo, però non era mai stata chiara su che tipologia di visite erano e se voleva fare la seria non ci riusciva, non mi raccontava la verità e ironizzava. Ad esempio, anche quando andava a fare l'ecografia, ad esempio, mi diceva che assumevo le pose da modella, tipo, cos'è? Meghan Gale, non importa. E comunque, ecco, genitori, dite sempre la verità ai vostri figli, anche se fa male, voi dite quello che hanno, non inventate cose, non nascondetegli cose, ditegli sempre tutto, che abbiano la consapevolezza di com'è il loro corpo, che così possono rispondere adeguatamente alle persone e hanno la consapevolezza anche della risposta a molte loro domande del perché sono diverso, mamma dimmi ma perché sono fatto così diverso e gli altri bambini sono diversi da me. Ditegli sempre la verità. La nascita, allora, già dalla nascita partiamo male, sono nata a novembre, un mese dove inizia a far buio presto, iniziano le nebbie, nel mese dei morti, dei santi, della morte, e cos'è? Nasce la Cristina, il 20 novembre per chi volesse mai farmi gli auguri. Nasco, mi mettono in incubatrice, mi hanno detto che avevo l'ittero, la pelle gialla, ma non lo so se è la verità, ma mi hanno messo in incubatrice soprattutto perché avevo dei problemi agli occhi. Poi non so se sapessero già che avevo anche una malattia, se avevo altre problematiche al cuore, io non lo so. Mi dicevano solo crescendo le persone che mia mamma stava molto male, vedendomi così, già da appena nata e già a soffrire. Grazie persone che mi dicevate queste cose, mi facevate molto sentire in colpa, grazie. Non dite queste cose a chi ha una malattia perché sì, magari è un modo per dire tua madre ti voleva bene,
però dire che l'ho fatta soffrire tanto, già appena nata, vi ringrazio. Questa cosa me la porterò dietro per tutta la vita. All'asilo, allora nella mia infanzia io sono cresciuta in un agriturismo a gestione familiare, quindi ero io con mia mamma e mio papà. Io sono cresciuta nell'ambito ristorativo, vivevo le mie festività vedendo i miei genitori lavorare, io ero chiusa in uno stanzino guardando i cartoni animati tutto il giorno, oppure vedevo persone, cioè l'agriturismo era la mia casa. Io vedevo gente che non conoscevo, vedevo sconosciuti quasi ogni domenica, ogni sabato e durante le festività usare la mia casa, il mio nido, la mia dimora, come se fosse la loro. Però io ero già, mi ricordavo, uscivo anche da questo stanzino, andavo a parlare a quelli che erano seduti sulla tavola, mica stavo sempre tutto il giorno in questa stanza, però era una stanza al piano terra che se mi succedeva qualcosa i miei genitori venivano a controllare, mi portavano le patatine fritte e, e mangiavo il prosciutto crudo buono che tagliava mia mamma. Cosa succedeva? Sono cresciuta sì nell'ambito ristorativo e questa cosa psicologicamente ad oggi mi pesa, mi è sempre pesata perché crescere in un ambiente in cui lavori quando gli altri fanno festa e riempi la giornata di Natale con lo scopo di lavorare, quando cresci e non fai più niente durante le festività, non ha più senso, per questo odio le festività, per questo non mi piace il Natale, vado in crisi, vado in depressione, anche le domeniche, perché io amo la routine, amo fare qualcosa, perché sono cresciuta con questa mentalità. Così è. Racconto queste cose perché sono il caso raro nella rarità, nel senso ho una malattia, però ho vissuto anche una vita non facile, pur avendo un'invalidità. Non penso che molti altri bambini crescano con già avendo dei problemi di salute e delle problematiche familiari. Penso diversamente, insomma, vedendo i genitori che mi scrivono, chiedendomi consigli sui loro figli che hanno la mia malattia, io mi commuovo perché io non capisco, non ho mai saputo il significato dell'amore di un genitore in questo senso, che si preoccupa così tanto da contattare una sconosciuta, capito, per avere dei consigli su come crescere il proprio bambino. Io sì, comunque mi hanno cresciuta, soprattutto mia mamma, in una campana di vetro. Io in questo agriturismo ero cresciuta in mezzo alla natura, ero tipo Heidi. Avevamo le caprette, gli anatroccoli, le mucche, i cavalli. Ed io ero innamorata, persa dei cavalli, mi addomesticavo tutto, mi addomesticavo le galline, avevo Daffy, l'anatroccolo addomesticato, la capretta addomesticata, però avevo poi difficoltà ad avere amici veri, persone vere, ad avere una conversazione, a parlare con le persone, ovviamente, stando sempre a contatto con gli animali. Pensate che da piccola mi arrampicavo per gli alberi, altro che tablet. Poi quando ho scoperto la tecnologia, me ne sono innamorata. Ho scoperto il web, ho scoperto il mio sfogo, ho scoperto il mio mondo, ho conosciuto tante persone che mi capivano, ma di questo ne parlerò più avanti, perché comunque sono tutti discorsi che si collegano tra di loro. Mi sembra di essere all'esame di maturità che devi collegare tutti gli argomenti. Oh. Allora, all'asilo, cosa succede all'asilo? Sono durata 3 giorni. Il primo giorno giocavo solo coi maschi. Il secondo giorno
tagliavo le teste alle Barbie, tagliavo i capelli. Il terzo giorno, sembra un racconto biblico, il terzo giorno io piangevo, io ero disperata, volevo andare a casa. Durante il pisolino, durante l'ora dove tutti dormivano, compresa la suora nella sedia a dondolo, io mi sono alzata, pian pianino, mi sono alzata, sono uscita dal recinto dell'asilo perché io volevo andare a casa, io volevo andare a casa dei miei animaletti, non volevo stare lì nell'asilo a dormire, cosa dormo? Non solo più bello che stavo per aprire il cancello, che c'era comunque la strada, no, principale subito. Sento la suora, povera suora, che mi chiamava e da lì poi non sono più voluta andare. Mi hanno presa, altro che fuga da Alcatraz, ecco la Cristina che fuga dall'asilo. Il problema poi sono state le scuole elementari, io piangevo di continuo, disperazione. E com'ero? Ero con gli occhialoni grandi, con le lenti come dei fondi di bottiglia, i capelli con sempre questi capelli sono una caratteristica della mia malattia. Capelli ricci e crespi, con l'attaccatura bassa, quindi io qui non ve li mostro, ve li ho mostrati in un altro video, me li raso perché sennò mi crescerebbero fino sotto alla base del collo. E questi miei capelli, dopo con gli anni ho scoperto che esiste una cosa chiamata razzismo sui capelli, ossia hair racism, soprattutto conosciuto dalle ragazze afro. Io penso di essere stata l'unica bambina con i capelli così ricci a scuola, e tra che ero strana, ero una bambina strana, si facevano i gruppetti e io ero quella strana. Per fortuna che avevo trovato un'amica, una migliore amica delle elementari, tutti i 5 anni di elementari, però ecco, è stata una grande difficoltà. Instaurare dei rapporti e delle relazioni con gli altri, portarle avanti. Comunque io facevo molte feste a casa mia. Io non andavo molto in giro, i miei non mi lasciavano molto andare in giro, però nell'agriturismo, casa mia, organizzavo molte feste per il compleanno, Halloween, Capodanno, la Pasqua, durante le vacanze estive. E, sì, pensate che il 20 novembre a scuola compivano gli anni 3 bambini, io e altri 2. Io, nonostante dicessi alle maestre, maestra è il mio compleanno anche, non mi facevano mai gli auguri perché non portavo i pasticcini. Cioè, i miei genitori non mi dicevano porta i pasticcini perché si fa così, festeggia il compleanno anche in classe. No, perché tanto lo festeggio a casa mia, quindi non portare i pasticcini. Quindi io ero l'unica che compiva gli anni, però anche no, ero un buon non compleanno come Alice nel Paese delle Meraviglie. Avevo iniziato a fare danza, sport leggeri, tipo danza, nuoto e poi equitazione con mia mamma che faceva un infarto ogni volta. E ero seguita purtroppo da un pediatra a Padova che quando io gli dicevo perché ho lo sterno concavo, perché sono piena di nei, perché la mia pelle è più delicata, vi sto elencando le caratteristiche occhio, perché sono così diversa dalle mie coetanee, perché ho i piedi con la luce valgo, ho 7 anni, cioè non è che vado
a fare la cameriera 11 ore al giorno, ho 8 anni, ho la luce valgo, perché? Cristina, tu devi rispondere in maniera ironica. Vabbè, dottore, grazie, da lei però mi aspettavo una risposta seria, volevo delle risposte. Io non ero stupida, mi accorgevo di essere diversa e mi facevano ancora di più sentire diversa e quindi non trovavo risposte. Il sistema immunitario, io mi ammalavo sempre tantissimo e per molto tempo, questa cosa tutt'oggi ancora persiste, quindi il ciclo mi arrivò a 18 anni, molto tardi, però comunque io sono alta 1,73, quindi questa malattia, ci sono l'elenco, no? Bassa statura. Io sono alta 1,73, mi dicono che sono alta, cioè piuttosto volevo nascere bassa, ma un pochino più sana, un pochino vedendoci meglio, no, l'altezza. Beh. Facevo gli stage con la scuola, quindi lavoravo molte ore al giorno in piedi. Tipo facevo le stagioni al mare negli alberghi, cameriera, barista, così peggiorava la mia situazione ai piedi, la luce valgo e l'ipercheratosi. L'ipercheratosi cos'è? Troppi calli, tanti calli, iperproduzione di calli. E questa cosa mi ha sempre fatto vergognare tantissimo, perché andavo dall'estetista circa 2 volte al mese, o tipo ogni 2 settimane io devo andare dall'estetista, non riesco più a camminare, mi fa male, mi fanno male i piedi. E anche l'estetista è mai vista una cosa simile, e più c'ho anche, no, la presa in giro, perché non è vista come una malattia, anche se fa parte della sindrome di Noonan. Io quando non avevo i soldi per pagarmi l'estetista mi facevano così male i piedi che mi tagliavo i calli da sola fino a farmi uscire sangue, e sanguinavo in giro per casa. Il sangue mio è molto fluido, dopo vi racconterò, a causa, no, molte emorragie. Questo sangue fluido mi causa molte emorragie, e quindi guardate, con il ciclo cosa è successo? Che è sempre stato emorragico, e quindi dopo anni ho deciso di non voler bambini, perché quando ho scoperto da sola di avere la malattia, che l'ho scoperta a 22 anni, cercando su Google attaccatura delle orecchie basse, perché ho sempre avuto le orecchie strane, attaccatura bassa e ruotata. Ho cercato su Google, sono andata dal medico di base dicendo che voglio andare dal genetista perché ho questa malattia. Vado dalla genetista a Padova e mi fa: ma tu cosa ci fai qui che non hai niente? Ho detto: dottoressa, mi misuri, mi faccia le cose, che io ce l'ho questa malattia. Mi chiama il giorno dopo dicendomi: non so se sia una buona notizia o cattiva, ma tu hai la sindrome di Noonan, quindi chiama tutti i tuoi familiari, avvisali, perché o me l'hanno passata loro, o c'è il rischio che qualche nipote o figlio o parente che abbia dei bambini potrebbero nascere con la mia malattia. Non hanno potuto farmi l'operazione meno invasiva perché il cuore non reggeva il peso degli organi per il gas che mettevano dentro nella pancia, no? Quindi mi hanno rimosso l'utero tramite cesareo, quindi c'ho anche la cicatrice da cesareo senza aver fatto figli, solo per l'operazione. Fa un male che non...
glielo auguro a nessuno. Mi hanno lasciato le ovaie per un discorso ormonale, ovaio con le cisti anche tra l'altro. Io penso già di essere in menopausa perché ho di quelle svampate di calore che a metà bastano. Ho trovato un ospedale dove non volevano operarmi. Cioè io chiamavo l'ambulanza disperata in casa, distesa per terra, ero anemica, avevo queste gravi emorragie quando avevo il ciclo che mi durava anche settimane. Io volevo togliermi tutto e ho trovato un ospedale dove non volevano togliermi l'utero e mi hanno fatto nel corso della mia vita, com'è che si chiama? Aspetta che ce l'ho. Oddio. E le cose. Oh signore. Un'operazione. Due raschiamenti e in un ospedale mi hanno con la termoablazione mi hanno fatto niente. Cioè, poi mi è ritornato il ciclo, il peggio di prima, e quindi mi sono arrabbiata da morire. Sono andata qui nell'ospedale di Rovigo, gli ho detto: o mi operate o mi arrabbio, divento Hulk. E mi hanno operata. Ma una persona si deve arrabbiare? Cioè io che ho una malattia voglio farmi un'operazione, non posso? Non volete? Io sono consapevole delle mie scelte. Cioè, sono responsabile del mio corpo, cioè è il mio corpo. Io non concepisco queste cose. Comunque, quindi ricapitolando, cosa causa questa malattia? Miopia grave, e adesso con tutta la mia documentazione vi leggo le caratteristiche, il referto della mia ultima visita oculistica. I miei occhi cosa hanno avuto? 2 distacchi di retina giganti quando avevo 20 anni. Ho visto niente, l'oscurità per un bel po'. Mi ha operata il dottor Rapizzi all'ospedale prima di San Donà di Piave e poi di Mestre, però prima tramite pronto soccorso ero andata all'ospedale di Piove di Sacco, da Piove di Sacco ci avevano mandati a Padova, e tutto questo grazie ai miei ex suoceri, non grazie ai miei genitori, grazie ai miei ex suoceri. Se non avessi convissuto all'epoca, se non avessi avuto la famiglia del mio ex che mi trattava come una loro figlia, io non so che fine avrei fatto. E tutto questo psicologicamente ha peggiorato moltissimo la situazione. Comunque vi dicevo, vi leggo il referto oculistico. 10 dicembre 2025. Allora c'è scritto: esame obiettivo, VOD 7 decimi, CSL, e VOS 1 decimo, CSL. Penso che tutto il resto sia... Oh, ve lo faccio vedere qua. Magari mettete in pausa il video. Allora, corioretinosi miopica con distrofia maculare. Esiti, sì, mi faccio delle iniezioni all'occhio sinistro, cioè vado a farmi perché avevo delle emorragie retiniche e mi hanno detto i dottori che non c'è niente da fare, solo aspettare che divento cieca. Praticamente non ci sono operazioni che si possono fare nel mio caso. E poi sinistro, atrofia peripapillare, corioretinosi miopica grave, macchia di Fuchs, retina ovunque in piano, schisi retinica foveale.
E praticamente la dottoressa mi ha detto che io dovevo restare cieca, non si sa come. Il dottor Rapizzi ha avuto le mani d'oro, io non dovevo vedere, io dovrei essere stata cieca ancora per i distacchi di retina. Non- È un miracolo che io ci veda, ecco. Poi cosa è successo? L'operazione al cuore. Ho un'ipertrofia cardiaca, era ostruttiva quando ero piccola, poi boh, è cambiata, non è più ostruttiva. Nel 2020 ero andata per una semplice visita cardiologica all'ospedale di Padova, al Gallucci, e poi mi hanno tenuta là. Dopo qualche settimana sono ritornata su perché dovevano operarmi. Allora, io ho sempre avuto la pressione bassa, quindi questa ipertrofia cardiaca cosa fa? Non mi fa arrivare sangue e ossigeno al cervello, quindi ho sempre avuto tantissimi giramenti di testa e adesso stanno ricominciando a peggiorare, tanto che mi causano problemi alla guida e anche a camminare. Per questo, per chi mi segue nei social, ho il bastone, perché mi faccio del male anche in casa, comunque cado, non vedo le cose, ho la vista offuscata comunque, quando mi hanno, ecco, il cuore, sentendo che non arriva sangue e ossigeno al cervello, va in tachicardia. Quindi il cuore batte tu, e io sento la tachicardia e dico, ti sto morendo. E cosa succede? Mi fanno prendere l'oppressor per non far sì che succedano queste tachicardie. Quindi l'oppressor mi abbassa ancora di più la pressione. È una situazione in cui non c'è una cura, c'è solo dove scegliere il male minore. Qual è la cosa peggiore? Come si può curare? Come si può badare a questa cosa facendo questo? Sì, ma facendo questo peggiori altre cose. Sì, ma è meglio che batta il cuore o che non abbia tanta tachicardia o la pressione alta piuttosto che piuttosto cado, mi faccio male piuttosto che il cuore non batta più. Eh. Mm. Tutti questi problemi messi insieme mi hanno causato col tempo problemi con le relazioni. Ehm, quindi la comunicazione, problemi psicologici. Dopo l'operazione al cuore, il chirurgo del Gallucci mi ha detto: vai a casa Cristina che sei giovane, con la cicatrice, mi hanno operato a cuore aperto, con la cicatrice qui fresca, mi ha detto: vai a casa che sei giovane, non puoi fare fisioterapia in un ambiente dove ci sono molti anziani, perché se tu prendi il Covid adesso, buonanotte Cristina, sono andata a casa, mi hanno rimandata a casa ero da sola, c'era il Covid, quindi ero in lockdown da sola a casa, piena di dolori, insonnia, incubi, e sono letteralmente andata via di testa. Ho iniziato ad andare dallo psichiatra, non sapeva neanche lui cosa avessi, se fossi bipolare, se fosse solo depressione, se fossi borderline. Non l'ho capito neanche io adesso, ma grazie ai farmaci riesco a dormire. Ci sono settimane in cui non li prendo nemmeno. Prendo però quotidianamente antidolorifici tipo il Dextradol. Mi chiedono i documenti per prenderlo perché è a base di oppiacei. Quindi con questa operazione mi hanno salvato la vita, sì, ma a che prezzo? Perché soffro tutti i giorni di un dolore costante al torace. Poi non parliamone dei traumi psicologici. Ho una rabbia costante da sempre,
perché, cioè, io mi ricordo purtroppo, santi i dottori che mi hanno operata, io parlavo male ai dottori, alle infermiere, perché ero come se mi si sdoppiasse la personalità. Io mi rendevo conto che parlavo male, però era una rabbia che volevo sfogare perché ero lì da sola in ospedale a fare tutto da sola quando sapevo che comunque avevo una malattia invalidante. Ho una malattia invalidante e ho la necessità, ho bisogno di qualcuno che mi aiuta e la famiglia, i genitori non... Scusate, io... Questo è. Siamo noi con questa malattia siamo più predisposti ad avere dipendenze, che siano dipendenze da cibo, alcol, modi di fare, qualsiasi cosa, abitudine, relazioni. È proprio una cosa scientifica, è una cosa che sentiamo il bisogno di avere qualcuno vicino, che sentiamo il bisogno di avere quella sensazione che ci dia la carica, che ci dia un motivo per andare avanti. Non ci basta il motivo fallo per te stessa. A me di me stessa, sinceramente, sì, mi interessa fino ad un certo punto, ma non ho più niente da perdere, quindi anche a livello burocratico mi avete fatto impazzire. Ci sono le leggi in Italia per gli invalidi, ma non sono uguali per tutti e io sono veramente tanto stanca. A volte lascio tutto andare così. Io sono in lista per avere la casa comunale e sono ancora qui che aspetto. Me ne avete proposta una? E dove? In mezzo ai campi? Cioè, per una persona invalida da sola che tra poco non posso più guidare del tutto, me la proponete in un paesino quando io ve l'ho chiesta esplicitamente in centro città? Eh, io sono stanca della burocrazia che non è giusta e mi viene già, mi sale veramente. Quindi tra il bullismo poi a scuola, perché ero diversa, e se avessi saputo da subito la causa della mia diversità, sarei diversa. Se avessi avuto un'educazione diversa, non lo so, sarei stata più serena, immagino. Ma sai, ti dicono fai pace col tuo passato, fai pace coi tuoi genitori. E quindi, ricapitolando, in tutto il corpo, problemi agli occhi, problemi al cuore. C'è chi ha la stenosi polmonare, chi no. Io ho la luce valgo, l'ipercheratosi, i piedi distrutti. Salendo ho problemi alla circolazione, ematomi, il sangue troppo fluido, quindi pelle sensibile, molti nei, capelli crespi e ricci, il muscolo trapezio del collo più accentuato, quindi dolori alle cervicali, petto escavato, sterno concavo, gastrite, hip dips, problemi ai fianchi, problemi alla schiena. Io ho una rotoscoliosi, cifosi, ci sono stati dei ragazzi che ho conosciuto hanno anche la cifosi, che è quella che sai tipo la gobba, no? Problemi ai denti, malformazione del naso, del volto. Ho una macchia qui, boh, non ho i capelli dalla nascita e mi dicevano, hai l'alopecia, no, sono nata così. Problemi alle gambe, alle ginocchia, in tutto il corpo, ci sono problemi in tutto il corpo. E quando la gente mi vede pensa che io, sì, sia strana, ma che non abbia nulla. Dottori, fate qualcosa.
più che anche per trovare una soluzione per questa malattia o far vivere meglio i bambini e i genitori, anche a livello della famiglia stessa, della situazione familiare. Assistenti sociali, fate qualcosa. Genitori, se non siete in grado, se non ve la sentite, non siete obbligati a fare figli, non c'è scritto da nessuna parte che dovete farne. Io non ho chiesto a nessuno di nascere e adesso me la devo vivere così, arrangiandomi da sola. Qui si parla di egoismo, di non pensare di essere in grado o no a riuscire a mantenere un bambino se ha delle problematiche oppure no, di avere la responsabilità che c'hai una vita, devi crescere in modo sano e giusto una creatura. E per questo anche non ho mai avuto figli, perché non ho avuto dei buoni esempi. E se potrò adottarne un giorno uno, ma non lo so perché è un lusso e non riesco a stare dietro nemmeno a me stessa, come posso star dietro ad un animaletto domestico o a un bambino? Mi compro un peluche, mi compro. Non facciamo il bambino così perché non abbiamo niente da fare. Perché poi vedete come nascono i bambini, pieni di rabbia come me. Crescono, non nascono, crescono così. Come ho fatto l'esame del gene... io ho l'esenzione RN 1010 e ho il gene, la modifica del gene PTPN11. Oddio, non lo so. Mi sembra di sì. Non mi ricordo. O RAF1. Aspetta che guardo. Guarda, psichiatria, ginecologia, ASL, oh signor. RAF 1, è vero, eccolo qua, del 2016. La mutazione, l'analisi del gene RAF1 ha identificato la presenza in eterozigosi della mutazione, e qui ci sono tutte robe complicate. L'analisi del gene PTPN11 non ha evidenziato mutazioni patogenetiche. Vedi referti? La mutazione identificata nel gene RAF1 è riportata in letteratura come patogenetica e permette di porre in lei diagnosi di sindrome di Noonan. Se resto incinta, se potevo rimanere incinta, adesso no perché non ho più l'utero, c'era un'alta percentuale di probabilità che il bambino poteva nascere con la mia malattia. Allora mi hanno detto, ma puoi farti le punture, la scienza può curare, no. Se una donna resta incinta deve avere una gravidanza serena, senza avere il pensiero che il bambino possa nascere con problemi, o con problemi anche per se stessa. Io se restavo incinta potevo anche morire io. Quindi perché rischiare? Eliminiamo il problema, che già ne siamo pieni di problemi, no? Perché devo rischiare? Cos'è? La Meloni mi dà un assegno da 1 milione di euro se partorivo? E ho parlato troppo, è finita la memoria nel telefono, sto registrando con la videocamera. Forse è il giorno sbagliato per registrare un video del genere, forse è il periodo sbagliato, ma se stiamo qui ad aspettare il periodo giusto, no, il sentirsi nel mood, nella modalità giusta, va a finire che non facciamo mai le cose. Quindi se avete delle domande scrivetemele nei commenti
oppure scrivetemi una mail che cerco di fare il possibile per rispondere. E se c'è qualche dottore che mi ascolta o qualche politico che potrebbe migliorare la situazione delle persone invalide o con delle difficoltà, io ci sono dei giorni che psicologicamente sono molto grata per tutto quello che mi sta succedendo, per le cose positive, altri che veramente, come oggi, ho molta rabbia e vorrei che le cose cambiassero in meglio. So che ci sono molte cose peggiori che ti dicono no, pensa a chi sta peggio, certamente, ed è per questo anche che cerco di dare la mia testimonianza per far sì che qualcosa migliori, perché nessuno dovrebbe vivere quello che ho vissuto io e che sto vivendo. E vorrei anche non far sentir sole le persone che stanno vivendo delle problematiche peggiori alle mie o simili alle mie e dire a chi vive una vita migliore della mia che siete fortunati e non fatevi problemi, che ci sono dei giorni in cui qui in Veneto diciamo "Ma che mando a ramengo tutto, no? Cioè lascio scorrere tutto perché a star dietro ad ogni cosa io psicologicamente ma anche fisicamente non ne sono in grado. Non ce la faccio, quindi sarà quel che sarà, che la politica, che le leggi facciano quello che vogliono, e intanto la salute peggiora, però mi vivo la giornata, mi vivo il momento, però sapendo che è una malattia degenerativa, quindi in futuro non migliorerò, ma peggiorerà la situazione. Grazie a tutte le persone che mi hanno ascoltato fino adesso. Grazie a tutte le persone che mi supportano, che mi hanno aiutata, grazie agli amici, grazie ai miei amici che sono la mia famiglia e a tutte le persone che ho conosciuto in Italia, in Europa e all'estero, che hanno dei bambini con la mia malattia o hanno loro stessi la mia sindrome, la mia stessa sindrome. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi ringrazio per tutto. Un abbraccio. E se volete supportarmi potete iscrivervi al canale, mettere un mi piace, avete già fatto troppo perché avete visto fino adesso, ne avete due palle piene.